Il più classico dei giochi di Natale, la tombola, è stata l'occasione per il Centro Culturale Renato Guttuso di Favara per riunire diverse associazioni che operano a Favara nel campo del volontariato, della solidarietà, per stare insieme, condividere un pomeriggio in allegria, musica e convivialità all'insegna della solidarietà e dell'inclusione sociale. È stato questo lo scopo della tombolata natalizia che si è svolta nel salone della chiesa San Giuseppe Artigiano di Favara, gremito dalla presenza di grandi e piccini appartenenti alle varie associazioni, accompagnati dagli assistenti e anche dai loro familiari, oltre che naturalmente dei soci del Centro Guttuso che hanno voluto condividere questo bel momento di aggregazione. Presente anche la Croce Rossa Italiana, delegazione di Agrigento, sempre accanto al Centro Guttuso in ogni sua iniziativa. La musica dell'orchestrina del gruppo Fabaria Folk ha allietato la serata con la tombolata che ha coinvolto grandi e piccini, sotto la regia della presidente Lina Urso Gucciardino e di Don Calogero Lobello, parroco dell'Itria e presidente del Consiglio Pastorale Cittadino, che ha programmato il ricco cartellone di eventi della città di Favara unitamente al Comune. Come da tradizione la tombola ha assegnato Ambo, Terno, Quaterna e Cinquina diversi premi per la gioia di tutti, coinvolti in una magica serata di allegria e riflessione. Guttuso ha come slogan regalare un sorriso, però stavolta il sorriso loro l'hanno regalato a noi. Una serata veramente bellissima, un momento di condivisione, di fratellanza, di solidarietà, una solidarietà che viene da parte del cuore, una solidarietà fatta di amore verso gli altri, d'amore verso il prossimo, d'amore verso tutte quelle persone vicine, lontane, che hanno qualche piccolo problema. Ci vuole niente, un sorriso, un momento di gioia e di svago come quello di stasera per dire: ecco, noi per voi ci siamo e voi ci siete per noi, perché stasera effettivamente è noi che dobbiamo a loro.